che ci portavo. Tu che io venivo spesso ressellatate reggergente, l'arrivasti a conoscere sopra Iura re Parma, spiavo Sciaverio. A sopra Iura re Parma, che fa babbie? Ha risposto Rosario. È vero che io con carretto ressellatate reggergente ci abbatti assai, ma ne commenta no, che ne che nacche. Come ci portava a me a ne commenta? A poi giusto duoco. Chi sore Parma e non commento che Moniche manco un aso può affacciare. Duoco per sentito rire c'è a rota. S'ammatti che Monica nasciasero puramente a nascere qualche cosa, a mettono una rota, ferriano a rota e passano le cose. Ma a dire che qualcuno può birre se Moniche, o ma se no che ti può vivere a qualcuno, tu puoi scordare. So che dire, ha ripigliato Sciaverio, chissà, a superiore a Parma, che bene essere a madre Battista lo commento, a mia mi veniva fatta apparente. Tant'è che noi a sappiamo sentire a Zarrechetta re Parma, che Ida si chiamava Arrechetta. Non la chiamavamo Supraiura o puramente madre Battista. Sta Zarrechetta, salute che mi cercà. Ora ave una decina d'anni che morio. Morio perché era vecchia. E chissà, sta Zarrechetta, madre Battista re Parma, una volta mi contava un fatto. Mi contava che quando Ida a dicerio che osa fare a Monica e trasio due con un commento re Parma, dice che ci ha trovato, che tanno campava ancora, a una Monica vecchia che si chiamava Leboria Serenato. E chissà, sa Leboria Serenato dice che era mistrettisa. Era mistrettisa e pure Ida sa Leboria Serenato aveva trasuto nel suo commento re Parma quando ancora era carosedda. Carusa proprio, che poteva avere qualche 12-13 anni. Mischitina, disse Rosario. Vuol dire che sto fatto aveva più di 100 anni. Cioè, ha ripigliato Sciaverio, picca era per avere 150 anni. Che ce l'ave, disse Rosario, perché a come dici tu Zarrechetta aveva pochi 10 anni che moriva e era vecchia. Quando questa trascione al suo commento era carusa e ci trovava ad ammirsettisa che gli era vecchia e aveva trasuto, non commento quando era carosella. Vuol dire che da ammirsettisa trascione al suo commento re Parma nell'800. Sì signora, ha ripigliato Sciaverio. Su fatto che mi contavo Zarrechetta succedeva propriamente nel 1864. Io lo saccio perché queste sono cose scritte. E come ti stava dicendo, sta ziana mia, sta Zarrechetta, era a madre Battista del suo commento. Una volta mi contavo come fu e come non fu che sta Leboria Serenato re Messetta si fece Monica. Mi contavo e mi fece abire il documenta. E mi diceva che per questo fatto resta ota, che ci fu un processo ranno, un processo che durò 80 anni e manco saccio si doveva arrivare a conclusione. Come stava dicendo, sa Leboria che poi si fece Monica, era messettisa e gli era serenato. E ai tempi, chi si era serenato dice che erano gente buona. Avevano armale, terreno assai. So amare sta carusa pensa che era ripitteme. Eppure chi si ripitteme dice che erano gente buona. Perché, come si dice, è a raccogliarra in truzza coi tue. Ora, sta Leboria, a come mi contava Zarrechetta, quando era carosedda dice che era neaolata. Era neaolata una sera, mentre che gli era assettata assieme con i suoi suoro,
con sua mamma e con suo papà vicino al braciere. Tutta notte ci scoppavano un forte dolore di testa e sbinne. Come sbinne, sua mamma e suo papà si scantarono. Certo, a Carosedda che gli era buona, a poi ad età, a 12 anni. Basta, come sbinne, sua mamma e suo papà a spincirono, a mettirono nel letto e con frente a mettirono arrestato. Arrestato da come una pezza di arsa. Roppo una trina rura sta Carosedda al rivenio. Come al rivenio dice che cominciava a girare. Io dice sogno dannata, io sogno neaulata, o brutto bestia si piglia a mia. Loatemi tutte queste perocchie che hai in cuore, arrasate tutte queste cose nivere. Sta Carosedda dice che veria perocchie assai, veria tante cose nivere, che però non c'erano. E girava, e si arremazzava resta via e da via, e sparlava con una voce che però non era sua. Sto discorso ricecarrà qualche 13 giorni, senza che medici e medicine ci facevano niente. Certe volte dice che si metteva a cantare canzoni che non sapeva, a ballare balle che non aveva visto mai, a battere mano, a parlare scioso, a dire cose che succedevano a Roma, che succedevano in Francia, in America. Era capace che si aspettava otolare e si metteva a tessere senza che l'aveva fatto mai. E sapeva dire pure quanto fila si rompevano di giorno. Certe volte invece diceva che aveva stato ammetata in certe palazze con dame e sciavalera che suonavano, che ballavano. Una sera suo papà tornava in campagna e la trovò più curiosa, ma sempre rebole come un filo raina, giarna, china retartecuna, picchida, stava e si mazzoleava, si lava pizzicuna ne verazza, ne mano, e si arremazzava in terra. Come suo papà la trovò più curiosa, mangiarono tutte assieme e stettero a chiacchierare tutte, padre, madre, figli. Quando suo papà, sua mamma, ha riconosciuto che si aveva fatto tardo, fecero accurcare i carusi, giustamente. Fecero accurcare pure Ida, a stare buona. Ida per una mano si accurcava, per una mano però assarpava il roletto e tornava a ridere, vicino al braciere, che c'erano ancora sua mamma e suo papà. Come avete tornare, sua mamma ci disse: saluta a tuo papà, va a mano, che tanto si usava così, e ti va a curche. Ma ci disse a così, lienamente, quei buone. Chissà mese se ci aiutavo, e ci rispondevo: chissà non è mio papà. Chissà uno che conoscia l'altro giorno, non pagliaro, vicino a Marco e Torrepiegoro, barone baratta. A chissà dice, o conosci che venne per cattare si piegoro barone. A sentire ste parole, suo papà all'occhio. Giorno avanti, era vero c'era stato uno per cattare si piegoro barone. E chiedo, a come dicevano tutti, era uno che parlava coi reale. Basta, sua mamma e suo papà si convincero che sua figlia era comandata al brutto bestia. Dice, ne conviene che portiamo a farla benedicere, o ma se no che chiamiamo a coccaruno che ci può cacciare il suo reale un corpo che aveva piccerida. Giusto, nelle orna, da Carosedda s'aggravava, si muzzicava le labbra, le mani, le verazza, si pilava i capelli, si lava pizzicuna, de carnozze dice che la via tutte sfracellate e chine le tartecuna. E gli era ettata nel dolietto come una pezza e arsa. Sua mamma meschina
spriava la mattina sera e e su, sperando rammanzarla. Ci mettia a rincuondo Santuzze, la Madre Miracole, re Santa Rita, ci briziava l'acqua beneditta. Quando ci briziava l'acqua beneditta, sta carusa mestia lì a chiossai ancora. E sua mamma mischina si respirava e gli rirava: così, reaule tinte che mi l'ha trattata a mia figlia, ne scite di sta casa. E sentia voci che ci rispondevano: io sogno Mariolo, io sogno Faraone, io sogno Pisperio, io sogno Nardo. Una sera stavano leggendo un rosario e sta Leboria era pure là. Quando arrivavo propriamente che sua mamma disse: «O Gesù, Maria, speranza mia, verugno cuore e l'arma mia, Cristo è risuscitato della morte trionfato», sta carusa dice che sbattiva per in terra e fece nascere una iampata. Come fece nascere una iampata, si aiutarono sua mamma e disse: «Te, pigliati sta scopettata». E quando sentia ammontuare a Maronna, dice che si metteva a girare, a pistare i piedi e a sputare. Allora sua zia, che era pure là, che fece? Invece che diceva pure da un rosario, dice che ci io un crocifisso e ci disse vasallo. E da invece che fece? Invece di vasallo, afferrò due crocifisso, o sbattiu in terra e o pistau coi piedi o fece a diventare un crivo cuoccio. Una sera, Sozzonino, o frate di sua mamma, che si trovava da, verienno la respirazione della carosella e verienno la ridotta della sorte maniera ci disse a suo suoro: «O chiamate un parrino o io non ci metto più piede in questa casa». Chiamato monaco, a padre Giovanni, che queste cose dice che se ne intende. Basta si consigliare, e sto santo partio il due proprio, e gli non commento. Tanno, a me stetta c'ero commento. Un'ora c'ero carcere, tanno c'ero commento, e c'erano i monaci. Ida, nascimense, soppressuario, e ci faceva: è inutile che gli da chiamare a Tappenedda, o sopra io non c'è uno permesso di venire qua. E vero fu. O sopra io non c'è retto permesso a padre Giovanni di rinascere il commento, che dice che era tardo. L'anno mane, però, padre Giovanni e padre Michelangelo, che appero promesso di sopra io di rinascere il commento e ci ero da. Chiste, padre Giovanni e padre Michelangelo erano monaci nel suo convento di San Francisco e gli erano montuati carici che sapevano fare certe scongiure e sapevano mannare le aule. Da Carusa su persuario che avevano venuto a chiamare a chiedere, su persuario dice che si inchiuriò fuori, non fe nessuno, e si mettì a girare. «No, io non caso! Siete tutte traditura che io sto a chiamare a Tappenede e a Bonifacio». Ora a succedere che, mentre che c'erano demonici, ed era queta, appena che se ne erano, ed diventava arriere come prima. Certe volte, mentre che gli erano tutti vicino al braciere, sta carusa dice che afferrava coi mano coccia di luce e ci stava in cuore da sua mamma e suo suoro, senza che però ida si bruciava irida. A sera, per studiare il lume, dice che scacciava uomini a quel lume con irida senza fare niente. Basta, per accorzare il discorso, sta carasella dice che via diventato che manco si poteva tagliare come era ridotta. Una sera, quando finalmente si stava addormecendo, dice che ci comparì uno, tutto peluso, assieme con un altro maraviglie relato, e chi ci disse: «Io sogno Onofrio, io saccio che ci vuole per liberare a tia».
e senza rirci altro, avasò una fronte e scompario. Come Chiddu scompario, assieme con l'altre due, dice che ci compario una monaca, con crocifisso in una mano e una palma nell'altra mano. No Pietro da monaca dice che ci aveva stampata una maronna che teneva un bambino in braccia e in testa via una corona di spine. Ci compario davanti e ci disse: io mi chiamo Crocifissa, vi recapittia un rimedio c'è. Ci faceva passare un bambino e scompario. Sta Crocifissa, sta monaca che ci compario, co'era? Era a venerabile che c'è no commento re Parma. Ah, perché insomma domandavano commento re Parma? Disse il Rosario. Sa venerabile lo commento re Parma, ripigliava Sciaverio, era monaca che si chiamava Maria Crocifissa e gli era reggente nobile. Era niente meno figlia del barone Giulio Tomasi, che lo stesso che impregnava sto commento re Parma. Una figlia di chisso, lo barone re Parma, troppo trasì nel suo commento che aveva impregnato Ido, sua papà, si fece monaca e si fece chiamare Maria Crocifissa. Quando dopo no 1699 sta Maria Crocifissa morì, i monaci s'attennero luogo, nella stessa chiesa ro commento. E ieri che risulta c'è buricata da proprio e di sopra c'è l'altare suo, perché consiste che sta monaca, sta Maria Crocifissa, è venerabile. È venerabile per sto fatto resta le boria serenato, le messetta, che ruoppo stette buona si fece monaca a luogo, i monaci volevano che diventava beata e ci fu un processo. Ora sto processo come finì o come non finì io non lo saccio. Saccio però che tutte queste cose che mi contava Messer Ricchetta sono vere e sono scritte. Mistica, disse il Rosario, queste sono cose che fanno arrezzare carne. Ora torniamo al discorso da Carosedda, dalle boria serenato, disse Sciaverio. Come ci comparì da monaca, da Maria Crocifissa re Parma, sta Carosedda scavase che si pigliava l'animo. Da monaca dice che ha toccato, e come ha toccato tutte le tarticuna, tutte le tagliatine, tutte le bommuna che c'aveva da Carusa, il corpo ci scomparirono, come quando non avesse avuto niente. Ora tu, ci disse da monaca, e hai un voto. Un giorno 1 di maio, per San Filippo, a gira a Darune, a pure Darune a venere mia a Parma, no commento di Parma, e a venere a trovare a mia. Vedi che brutto bestia si presenta ancora, ma tu non ti scantare più, basta che fai so che ti disse io. Giusto, una giorno era Pasqua, e si hanno che era Pasqua, e da Carosedda ci venne Casuli a fare un precetto pasquale. Come facciamo? Ci disse sua mamma. Io mi scanto se mentre che fai un precetto pasquale da succedere a rire, da samarriere un brutto bestia. State quieta come ora, gioia mia, dopo tu faccio fare un precetto. No, ci risponde da Carosedda, io precetto me la fare ora, perché a venerabile Maria Crocifissa mi disse che non mi succede niente. Come ho fatto che tutti e due, madre e figlia, si raffiggero a comunione e non succedeva niente. Appena però tornarono in tra i brutti bestie la samara a rire. Sua mamma mischina non sapeva più a quale santo votarsi. Vedeva da figlia martoriata da sorte maniera. Cina di tarticuna che si muzzicava in mano, che si sciava facce, che si pilava i capelli, che si mazzoleava. Basta, a me già dicerio che ci procuravo l'abitino di San Francisco di Paola e ci fece mettere.
Come da carusa si mettio da Bettino, i ciferi la samare che sai ancora. E chi da si rimazzava resta via e da via e girava e si trazzava da Bettino. Sua mamma giustamente ci disse: perché ti strazzaste l'abitino di San Francisco e Paola? No, mamma, ci risponde io, non fui io che strazzai, furono Kid che mi martoriano. Appena finito di ridere, così ci comparì a Venerabile. Ci comparì da Monica e ci disse: vero è, e quando te ne miette sabitine, non tanto te ne strazzano. A sera, quando si recampava sua ma ci contava tutto catamino. O padre si utava e sua figlia ci disse: tu, figlia mia, a chiamare sempre a Venerabile, tu ci dare audienza a Ida. E quando avere, prela quanto ti libera te queste brutte bestie. Io avio, ci rispondeva la figlia, e Ida mi parla, e anzi mi disse che per essere liberata mi ha da portare prima a Daruna, poi torno a San Filippo, e dopo a Parma, un c'è Ida proprio, a Venerabile. L'anno che era Pasqua, a Monica si ci presentò a Riere e ci disse: vedi che stasera torna a Riere chi che ti ha chiamato a prima volta, però male non te ne fa, solo che fa che ti ammenazza. Come ora fatto, da sera stesso, troppo che aveva scurato ed erano tutte assettate da padre, madre, suore, zie, che era Pasqua, a tutta una volta ricicare ancora da carosella comparì una iampata. Una iampata che ne scia propriamente risulta seggia non era assettata Ida. Tutti quanti erano si scantarono. Sua massa al pao che si crea che da iampata ci pigliava la veste da carosella. Ma però da iampata scompaio, senza che da piccerida si aveva bruciato né picca né assai. Troppo resto fatto, da carosella si sentì completamente libera. Si sentì libera e buttandosi, renna tutti chi ci disse: non uverite che San Giuseppe, a Maronna, Santo Nuofrio, a Venerabile Maria Crocifissa stanno mandando a tutte queste brutte bestie a corpo rivastuna lo finestrone a Pennino. Ma il finestrone è chiuso, ci disse sua mamma. No, io con l'occhio mio che si rubano lo finestrone a Pennino, mandato a corpo rivastuna. Tutti i santi protettori a Maria Crocifissa e stanno mannando. Come posso io desubriarmi qua Venerabile? Come posso ringraziare? E ha cominciato a piangere. E chiancendo si abbrazzava a sua mamma, ci faceva: mamma, io volessi piangere sempre e volessi conservarmi a Venerabile per sempre. Dopo tutti i parenti e pure il monaco padre Giovanni, che pure era presente, e erano tutti là a cominciare a dire il rosario, a cantare la litania per ringraziare il Signore per il miracolo che avevano visto coi propri occhi. Il 28 aprile, sanno che ce l'avevano promettuto e consistia che era arrivato, partirono per Daruna, che prima di maio era San Filippo. Dopo a Daruna, il giorno di San Filippo ci fanno una festa ranna, una festa che dura 3 giorni. E sono assai che ci vanno, fra la quale ci sono chi che ci vanno perché ci hanno avuto, ci sono chi che ci vanno per domandare a cenaracci a San Filippo. Basta, partirono e c'erano Ida, sua mamma, sua papà, i suoi zie, i suoi cucine, tutti a cavallo di mule, con robe, con coperte, con pane, con panaggio. Partirono con spesa per chi era pure da a venire a Parma, no convento di Parma, onde c'è a tomba con l'altare richiesta, la Venerabile che era monaca propriamente nel suo convento. Il secondo giorno che gira
che ieri non mi agio, consiste che era il 29 aprile, come fu, come non fu, a mula redda carosedda dice che s'appagnao e arrampao. Se hanno che mula arrampao, e da sbersao per narriere, e gli ha finito con la testa propriamente sopra cura la mula. Sua mamma schita si scandava, figlia mia, moriste. E tutto viene assarpato. Invece, sapendo come fu, da carosedda si ritrovò a ridere a cavallo come se non avesse succeduto niente. A Monica, dice, fu che mi spingeva nell'aria e mi metti a ridere a cavallo. A venerabile fu. Basta come ose Dio arrivare a Darone. A ringraziare a San Filippo. Stettero una buona mezza giornata che c'era festa e l'undomani partirono per Parma. Re Darone a Parma, che tu sai meglio mia, ce n'è stata. Oh, a mia la dire, io se stati conosco una più una. E sparte che sono stati tinte non si arriva mai, disse il Rosario. So che da re ripigliavo Sciavero, re Darone a Carrapipe, re Carrapipe a Cartanesetta, sempre di campagna. Quando a Gicaro primo libro di Cartanesetta, dice che c'era una frana. E a trazzera passava propriamente sopra la frana. Ora, a frana c'era, che si veria, ma due a talo parì asciutto. Tant'è che un cugino Rida, che era davanti, qua sua mula, dice che passava e non ci succedeva niente. Quando però va per passare la carrozzella, a tutta una volta la mula sciognò un nuovo attalo e cario. Come a mula cario sta carrozzella sbersava il lato e restava con peruzzo insirragliato sotto la mula. Dopo assarparo tutte, padre, zie, cugine, assarparo tutte per spingere la mula e liberare a Chidda. Vano per birre e da carosida vien per neuro come a pice e bonghiato quanto un pane. Na dopere Dio me ne scansa e salute che mi cerca, dice che ci viene sieste preciso rufierro la mula. Sua ma creatura si metteva in braccio, ci lavava casetta, ci lavava il peruzzo, ma certo un rumore era ranne. Da piccerina giancia forte rumore. Si udava sua pace disse, non si è fatta birre più a Monica Maria Crocifissa. Manco finivo di dire che da piccerina si calmava. Si calmava perché dice che se ci avvicinava Ida, a venerabile, con un pignatelluzzo a mano e ci spalmava socchesso per dopere. Ida averia, però Relado non averia nulla. Il corpo dopere a che gli era martoriato da sorte maniera a che tornava come se ne avesse succeduto niente. Tutti chi restarono all'occute. Era proprio una cosa toccata e maniata che via stato un miracolo. Basta, si mettirono a ridere a cavallo e partirono. Partirono e come se Dio non nomare arrivare a Parma. Come arrivare a Parma, trasirono un commento, ci contarono fatto tutto catamino a Madre Batissa era commento, e si denucciarono tutte, padre, madre, anziane, cugine, si denucciarono tutte davanti alla tomba, era venerabile, per prealla e per ringraziarla. Da picciridda, davanti all'altare ricicaparia come una santa. Era calma, bella, contenta. Io dice, voglio restare qua. Che io ci stai buona, io qua sogno felice. E si arrestò da e si fece monaca. A Mescetta non ci tornò più né picca né assai. Finio. Ora a tutte le orecchie.
Lauda utazza ma ricampava Rucallevanio che me ne stava in una società. Quando gli cai propriamente a San Francisco, vinne uno scarricone d'acqua e io non sapevo più se dire in avanti o in arriere. Come vinne due scarricone d'acqua, per acqua non aveva niente. Franca mi vinne e mi infilai nella chiesa di San Francisco. Trasì in chiesa e se hanno che non scampava o sa chiamare il nome matroneo. L'hai presente che in capo Rodammoso che c'è prima trasuta a Duoco a San Francisco c'è un matroneo? O sa chiamare il nome matroneo e bitte camminza a tutte le cose. Le quattro vecchie, le crocifisse rotte, le cose di chiesa mezzo camolute. C'è un quadro di chissà. Sì, c'è propriamente un quadro di Sa Maria crocifissa, la venerabile re Parma, ora morire che ci portavo. Pebbera, fa il rosario, che ci portavo. Perché Sa Monica, Sa Maria crocifissa, che non è che conosciuta. Io stesso non l'avevo sentito montuare mai. E se non era pettia, meschetina, che come può essere? Chissà su cose che uno o ci crede o non ci crede, so che dire però, su cose che fanno arrezzare carne. Perché come può essere che su quadro si trova a San Francisco? Che ci portavo? Parma non è che carri pigliavo Sciaverio, Parma è della Banna, Sicilia. E intanto a San Francisco c'è su quadro e nudo sape che ci portavo. Io stesso, casaccio tutto catamino, quando vitte all'occhie. Che ci portavo?